classe di arte. Io se poi non avevo la bocca pare di chiusa fresca dell'università. Io di lei, non preoccupate, non ce n'è problemi. Ma io ne parlo, signor Bergia. Ma di vita non posso stare molto, io a parlare, a dire qualcosa, Lei pensa una cosa, sapete cosa fare lei? Prima fa parlare a Elio, e poi quando ci tocca parla prima Elio. Più la stessa cara tu. E tu stai parlando tutte e due della stessa maniera, e si levano sti bruni. Vedete che c'è la nascere. io guarda esce una buona puntata, signor. Puro. Però me ne vado a parlare italiano, a così ci diamo una buona impressione, non ci spingo. Va bene, ma io veramente poi in italiano ancora ci parlavo, visto che il signorino parla da francese. Ma signori che fa, lo faccio entrare quel meschiniello che aspetta ad aprire la porta? Ma mi pare che non ce ne frega di fare l'istruita, ma te lo chiedi tu, figuramone io. Dunque, fallo grande. Ascolta cosa ti dico. Dunque, fallo grande, mentre io mi vado a dare una elettricata e mi tolgo di testa. Non proprio, a me lasciamo a casa. Ma la storia si sta complicando. Andando, bene la signorina di Carduna alla refrescata, ci vinto io a fare il bello amico con il paesano, guarda. Ma è figo, che sono sicura le grana. Ci volesse solo che si innamorassi di mia e non mancasse più niente. Amore, bellezza e denaro. Quando sono una refrescata, va, non sapete mai. È la porta aperta, voilà. Prego, entra. Prego. Per poco che io vado a chiamare la signora. Ora. Ma che fa? Mi stai sonnando? Ma è proprio vero che tu sei benedettino. Mi pare di essere in un paese delle meraviglie. Si vede che caccia sulle grani. No, in di mia che manco mimo le segge per accettare. Io il caos me ne vai fuori. Io a Evelina me la maresa. E tutto questo un giorno sarà mio. Oh, per davanti ci pinzo, mi sento come quello mi sento. Che bella casa. E magari la cameriera è bella. Non c'è due senza tre. Pure Melina mi essere bella. Non mi pare nulla di dire. E che ci penso non è? Se ci può passare in capo. Ci metto un bene. E ci passo. Ma che state fando? Niente, io... No, mi stavo passeando e ho visto questo bello tappeto e dissi, che fate? Ci passo in capo? C'ho le ricordi del viaggio e non lascio. Che dicete? Ma non lo sapete che le tappete sono fatte per passearci in capo? Ci passiamo. Tranquillo. Ci passiamo. Certo. Sì. E come usare le cose? Ah, guarda. E fate la cameriera, se non gli mi avesse maritato.
vista all'uomo che ci fa girare la testa. Anzi, come sogno curioso di vedere Avelina, ma trovo come maestro. Ci posso offrire qualche cosa? Noni, grazie, aspettiamo che venga la signorina Avelina così ce la prendiamo assieme. Va bene. Allora se permette io finisco di spolverarsi. Spolverarsi, io non me ne una polvere. Non me ne una polvere. Facci le panicchella. Spolverarsi. Mi fanno essere allergici alla polvere. Io no. Ma mi tocca. Mi tocca. E stai per dire un controllo. Ma che fa quella signorina Avelina? Mi stai per dire un controllo, stai per dire. La Madonna mi ha messo il video. Signorina Avelina, io... Quali Sant'Antonelli e Sant'Antonino? Ma meno male che non si tratta un muro, se no avessi scappato per me. Mi fece perdere in occasione cumulosa. Ma quando l'hai caputo? Ma lei non ci pensa, ma può parlare, se ne era, no? Ma chi è? Non mi è la questione è una. Lei finisce troppo malare. L'ultima moda sono. Ma se lei sa cosa che mi piace questa cosa gialla, sul gioco, mi posso contare. Ma se tagliare il specchio. Seguo io con tutte queste grana chiave, ma perché non te la casa buona le cose? Perché? Allora tu già una perdere tutte queste grana che ti hanno bruciate. Sbaglio c'è pazzo perdere via. Signorina Avelina, scusate, io ero andato lì in perché avevo scordato il caffè. Sogno piaceroso di fare la sua veduta. Anch'io sono desiderosa di fare la tua veduta. Ma la prego, aspettiamoci e siamo un po'. Controlliamo. Signorina Avelina, io ho venuto qui a nome di tutta la mia famiglia, le porgo le condoglianze per la morte dello zio Ortensio. Oh, purtroppo lo zio Ortensio è morito. Io sono rimanuta sola soletta in questa grande casa. Come sola soletta? Ma non ce l'ha qualche marito, un figlio? Saccio io, una donna bella com'ella, io pensavo che fosse maritata. E che vale? E dire che per ora sono un pochino trascurata. A meno male che è un pochino trascurata. Comunque, trascurato no, in mia resta sempre la budascia di 9 volte. Io ho badato sempre allo zio Ortensio, non ho avuto tempo più mia. Certo. E ora sono rimanuta sola soletta a questa grande casa. Era sola. La lassa è più ormai. Cosa? Io dico che fa molto piacere parlare con una donna astuta come ella. Io purtroppo non sappio parlare bene l'italiano, però ella ha una lingua perfetta. Oh, anche lei gliela parlata bella. Sapete? Si vede che è nasciuto in una famiglia per bene. Ah, meno male come conosci. Da un padre a un mamma, non parlare delle cose per delle
abito in una grande casa, una casa grandissima, proprio che ci sono quadri, tappeti e c'è pure la donna di servizia. La casa è grande, abbiamo tante terrena, ma proprio assai, proprio, sai? Hai ragione che lei è un signore, ma i suoi genitori che fanno? I miei genitori? I suoi genitori che fanno? Mio padre mio padre fa l'avvocato. Avvocato? Sì, fa l'avvocato mio padre. E invece mia madre aiuta mio padre a fare l'avvocato. Ma di vero? E come l'aiuta? Ci azzecca le carte, ci prepara le clienti, ci scupa tutta la scrivania, ci sprula il siede in capo. Sì, tu non te fai. Oh, che bella famiglia! Mi darebbe tanto piacere conoscerli. Perché non ci dice che possono venire qui? Sì, qui a casa mia. Tanto siamo parenti e diventiamo conoscenti. Anzi, ci dice che possono venire subito. Così mi fanno tanticchielle di compagnia che sono sola. A fare venire a mio padre e a mia madre il pane, perché veramente vede, signorina Evelina, io le volevo dire. Signorina Evelina, volete prendere qualche cosa? Sì, io ho la bocca sicca. Allora, cosa stai dicendo? No, io diceva che lei è una donna. Ci penso io. Ma sì, non è che ci penso io. Allora, che cosa stava dicendo? Io stavo dicendo che signorina Evelina, io dal primo momento che l'ho vista il mio cuore ha battuto per lei. Oh, mamma mia. Signorina Evelina, io mi ho innamorato di lei. Signorina Evelina, io la voglio maritare. Signorina
fortuna comunque sono solo momentanee. L'importante è però non contraddirla mai, almeno fino a quando non sarà ritornata normale. Ma mi dicessi una cosa, questi viaggi non lasciano mai in assado però. Ma dipende da come reagirà alla cura che adesso le prescriverò. Ecco, dovete darle queste pillolette, ma se sta proprio male, raddoppiate la dose. Piega, ma impiattare? Ma quale impiattare? Io stavo dicendo che casomai la signorina non dovesse tornare subito lucida come prima, solo allora, anziché una pilloletta, gliene date due. Sì. Allora, siamo d'accordo? È una questione di tempo. Se avete bisogno di me, mi potete chiamare. Mi raccomando, non contradditela mai, perché può diventare pericolosa. Come può diventare pericoloso? Come ci può cambiare? Come ci può cambiare? Comunque, per oggi poi, tra un paio di giorni ripasserò. Mi raccomando, farmacia subito. Tu e faccia. Va bene, arrivederci. Scusi, ma lei chi è? Io è da parecchi anni che sono il medico di famiglia. Ma lei non sa mai visto? Sì, dottore, ha ragione, io sono arrivato stamattina, sogno l'ho fidanzato della signorina Evelina, proprio non mi sono sentito male. Io ci disse che me la volevo mandare e ci viene un attacco di sticchiamento, non signorina Suti, ma vai a dire subito non lo aspettiamo. Stavo a fare sapere, stavo a parlare di questo del caccia, io stavo caccia stesso con secondo le barbozzi. Lei sa pigliare subito se no casino nelle mani. Subito caccia la testa. Signorina, anzi, dottore dice le barbozzi, ma forse il migliore sono posti. Tutto c'è di uno prima. Per favore. No, mio signori, e ora che faccio io? Il dottore dice che il video può diventare pericoloso. Oh sì, dai, o se poi mi metto questo piacere. Scusate, avvicina al sacco. Non lo paga la mia, è sfoccato io. Arrazzati! Amore, ritorna, le colline sono in fiore. E via! Amore, amore, canta con me. La musica ci fa sognare. Canta con me, canta, canta, canta. A cantare!
Sì.